Buonasera, ben ritrovati al dopo partita 17° appuntamento con questa trasmissione. Con noi oggi Gigi Gravaglia, ben arrivato Gigi. Ciao. Una bella domenica per te. Bella domenica. Ti sei divertito? Pieno e poi di abbiamo vittorie. il capitano, finalmente, Gustavo Ferretti, capitano del Limolese. Ciao a tutti. Sei guarito? Stai bene? Sto bene, sì, grazie. Dicono che hai fatto gol ieri. Ho fatto gol e abbiamo vinto una grande partita in un campo difficilissimo. Che sia la volta buona di invertire la rotta, è stato un mese e mezzo terribile. È stato un po' un mesetto un po' particolare per noi. La cosa importante è che abbiamo ritrovato la vittoria in un fuori casa che ci dà tanto entusiasmo, ecco. Andiamo a vedere i risultati della 24esima giornata del campionato nazionale dilettanti Girone D. San Maurese Aquila 2-0, Villabiagio Correggese 1-3, Sassio Marconi Fiorenzuola 1-0. Tutti questi tre risultati sono straordinariamente a sorpresa. Vittoria del Limolese nel campo del Tutto Cuoio 1-0, Collegiana Mezzolara 0-0, Castelvetro Pianese 3-3, derby a reti una per parte 1-1 fra Forlì e Rimini, era il match clou della giornata. Lentigione, altra partita interessantissima, Romagna Centro 1-1, vince la Trestina nel campo della Vigor Carpaneto 4-3 e poi vince la San Giovanese 2-0 col San Sepolcro. La nuova classifica dopo 24 giornate vede il Rimini capolista a +7 sulla seconda, Rimini 52, Fiorenzuola 45, ma sono tutte lì, distanti da Rimini ma tutte vicine fra loro. Imolese, Villabiagio 43, Forlì 42, sale anche la San Giovanese a 39, poi gruppone a metà classifica con Lentigione 38, Romagna Centro e Aquila Montevarchi 35, San Maurese 34, si stacca un po' per la zona calda dove ci sono Carpaneto, Pianese, poi via via Sasso Marconi, Trestina e tutte le altre squadre, con la Correggese dopo tante giornate in difficoltà un po' in risalita. Una giornata veramente strana. La giornata perfetta, non ha vinto nessuno in testa, il pari che ci eravamo più o meno augurato nel big match. Io pensavo dicessi il Forlì, infatti era in vantaggio. Era in vantaggio, poi ho visto i filmati, ho visto anche il gol di Bonaventura, tutto sommato il pari è il risultato più giusto, però se mi chiedi se sono contento ti dico sono ancora più arrabbiato dall'altra settimana. Come mai? E come mai? Perché Limolese non può fare un punto in 4 partite, mancava il signore, mancava tutto l'attacco, e purtroppo la lepre è scappata. Adesso da cacciatori dobbiamo sperare che venga un accidente a Rimini, perché a questo punto può solo un accidente tra virgolette, però 9 punti si recuperano ancora. In teoria 11 sì, fino a ieri. In teoria sì, però se vai a vedere anche ieri perdeva, è riuscito a recuperare, aveva soltanto un attaccante davanti, ci credono e sono la squadra diciamo più titolata del girone, perciò sarà difficilissimo. Di impossibile c'è niente, l'abbiamo detto l'anno scorso l'Alessandria ha perso un campionato ancora in modo peggiore di quello che ha perso l'Imolese, però capita una volta ogni tanto, non è che capitano sempre queste disgrazie. Sei a 2 punti dalla seconda, è una cosa incredibile, hai appunto perso 3 partite che non dovevi perdere, col senno di poi, ripeto, io non avrei fatto le scelte che ha fatto l'Imolese, io senza Ferro e senza Titone avrei assolutamente preso un attaccante per sostituirli, almeno per tamponare la falla, e probabilmente non ci sarebbero scappate le 3 sconfitte. Analisi abbastanza cattiva, fra virgolette, di Gigi, però in parte condivisibile, perché è vero che Limolese ha 2 punti dalla seconda, ma il Rimini è un po' lontano, avete perso molto terreno in questo mese che dicevamo prima. Sì, abbiamo lasciato tanti punti per strada il mese di gennaio, l'ultima di campionato, l'ultima di dicembre, il mese di gennaio abbiamo fatto pochi punti. Però il campionato ancora è lungo, mancano 14 partite, credo che i conti in questo campionato si faranno alla fine. C'è da dire che il Rimini sta facendo un gran campionato, con una media punti molto alta. Mi auguro, non un incidente, ma mi auguro che le succeda qualcosa.
Intanto state bene adesso, state riconquistando la forma, non solo fisica, anche mentale, dopo questo periodo nero. Sì, per fortuna il gruppo non l'ha mai persa la voglia e l'entusiasmo, che questo è un dato da non sottovalutarlo. Certo che i punti ti danno qualcosa, ti danno quel plus in più. Abbiamo recuperato dei giocatori importanti che quelli che ti fanno far punti, no? Ieri subentrando in partite in corso dei giocatori non è, cioè per l'allenatore è una cosa molto, molto importante, no? Per andare a fare punti in diversi campi che sono difficili da portare una vittoria. Che poi tutto quello è in una zona calda, ma in realtà calda play out, ma sono tutti difficili in questo campionato. Infatti non mi pare ci siano dei campi facili, se Mezzolare è ultimo, ma non è facile giocare neanche lì. No. Ieri non abbiamo rubato nulla, ecco, cioè, la vittoria l'abbiamo meritata per quello che abbiamo fatto in campo. Come tutte le altre partite che non abbiamo raccolto punti in questo mese che parlavamo. Comunque le prestazioni sono sempre state da parte nostra, mancavano quei 3 punti che ti fanno salire in classifica, però ieri la partita, loro non li ho visti malissimo, anzi una squadra quadrata che prende pochi gol e comunque siamo riusciti a portarci a casa un bel risultato che ci darà ancora, vediamo la luce, sì, assolutamente. Però per vincere sei entrato tu, è entrato Franchini, è entrato Tittone, sono sempre i giocatori buoni che fanno la differenza, in qualsiasi campionato c'è poco da fare. Quando sei mancato tu, l'attacco dell'Imolese aveva il 50% di meno di peso, se poi consideri che abbiamo giocato con Pittarello, che è il più bravo ragazzo del mondo, un prospetto senz'altro positivo e tutto quanto, però anche ieri siamo partiti con Pittarello ma eravamo sullo 0-0 e per sbloccarla ci è voluto magari l'intesa tra 2 vecchietti che hanno detto tu me la metti qui e io lo metto dentro. Bene, come ho detto prima Gigi, i giocatori nostri nella rosa sono giocatori di qualità, quando ti mancano si fanno sentire. Questo non vuol dire che Pittarello sia che non sia all'altezza, anzi è un giocatore come hai detto te, è un giovane che penso che prima o poi vediamo anche le immagini del gol, farà il suo campionato, perché è un gran ragazzo, si allena bene ed è molto giovane, c'ha molto da imparare e credo che sia per la strada giusta. Quello che hai detto te hai ragione, c'è Titone che ha i suoi campionati nelle spalle, c'è Franchini, ti manca Tato, ti manca Luca Belcastro, sono giocatori che faranno la differenza. Ecco, che tutti gli allenatori penso che vorranno avere. 2 vittorie aiutano, adesso bisogna fare il filotto. Sì, bisogna fare il filotto, bisogna farlo, non c'è poco da dirlo. Non bisogna essere ipocrita. Se vuoi fare un campionato all'altezza del Rimini, bisogna che fai 5-6 vittorie di fila. Tanto, 2 ne hai fatte. Tanto lo sentiremo tra un po', entrerà più o meno tra un mese. Sì, Belcastro? Sì. Belcastro credo che gli manca meno di un mese. Fra 2 o 3 settimane penso che sarà in campo ad allenarsi. Poi non sono io. Non è il medico lui, claro, non so come se gestiscono bene queste cose, però noi dobbiamo pensare ogni domenica, perché appena siamo andati un po' oltre la testa abbiamo sbattuto contro un muro, perciò noi dobbiamo pensare a domenica collegiana e poi si vedrà. Però sì, se mi metto a parlare un po' da VAR, da tifoso, ti dico che bisogna fare il filotto ed è certo. Adesso, prima di guardare il prossimo turno, sentiamolo, visto che l'hai incontrato alla partita di pallacanestro, poi ne parleremo, partita straordinaria, ne parleremo nell'ultima parte, la vittoria di Andrea Costa contro Trieste, la capolista, quindi figuriamoci, Pallaruggi esplosivo, no? Una cosa incredibile. C'era anche Tattini però. C'era anche Tattini, è stato carinissimo, gli ho telefonato, non è che viene a vedere il basket, anche lui è appassionato
è appassionato e tifoso dell'Andrea Costa e appunto abbiamo raccolto, lui la partita l'ha vista, perciò però, non l'ha giocata, l'ha vista dalla tribuna e con l'occhio magari esperto può dare un quadro più completo. Sentiamo della cosa ha partita detto di ieri. Tattini a Gigi Ravaglia. Marco, vittoria importante ottenuta allo scadere. Sì, è stata una vittoria che fondamentale per il proseguo del campionato. Rosicchiare 2 punti alla prima in classifica adesso è fondamentale. È stata una prova di squadra compatta, senza rischiare, e poi ha deciso la zampata di uno dei nostri grandi giocatori. Gol di Ferro, dimostrazione che i giocatori buoni fanno la differenza. Ma nessuno di noi aveva dei dubbi, quindi lo aspettavamo in ruolo. Ha avuto qualche problemino fisico, ma purtroppo fa parte del nostro mestiere e davvero professionista qual è, appena è rientrato è stato subito decisivo. Giornata diciamo positiva anche per i risultati che sono arrivati dagli altri campi. Sì, penso che comunque il Rimini abbia fatto un buon punto, perché il Forlì adesso forse è la squadra più in condizione di tutte e non è mai facile dare continuità ai risultati anche in trasferta. Sappiamo che adesso è la squadra che ha più margine sugli avversari, quindi è un po' tutti contro il Rimini, speriamo di esserci anche noi. L'infortunio di Pittarello? Spero che non sia nulla di grave, anche perché forse per la prima volta in stagione Mister Gadda aveva finalmente delle scelte da poter fare e penso che comunque adesso ci saranno da fare degli esami, ma che non sia nulla di così grave. Il tuo rientro? Ancora un mesetto prima di allenarmi con i compagni, mi sa che lo dovevo mettere in conto. Sto lavorando e spero di poter dare il mio contributo alla fine, sperando di essere ancora in corsa per qualcosa. Buon lavoro. Grazie. Tutti pronti per gli ultimi 2 mesi di campionato, le ultime 8 giornate, dai. Speriamo arrivare con meno margine di punti e penso che questa Marco e la gente che rientrerà ci darà una grande mano per lo sprint finale. Io, a differenza di Gigi, penso che questo campionato qui, visto com'è, anche se ha molti punti di vantaggio il Rimini, si giocherà nelle ultime 4-5 giornate. Chiaramente devi essere lì, devi essere a 3-4 punti. La mia logicamente è provocazione, è per, io ricordo lui il Forlì sarà in corsa. Lui non c'era quando abbiamo fatto il testa a testa col Gualdo. Il Gualdo ha girato il campionato con 9 punti di vantaggio sull'Imolese. Li abbiamo impattati e il Gualdo ha lasciato le penne a Fano nello spareggio promozione con l'Imola. Logico che se vieni su forte hai la possibilità, il morale, tutto quanto per vincere alla fine, però come ti dicevo 9 punti sono tanti. Ricordando il Gualdo. Sì. Però ogni turno è da vedere. Il prossimo turno, 4 febbraio, Fiorenzuola-Castelvetro, con un Fiorenzuola leggermente in difficoltà. Imolese-Colligiana, non ne parliamo neanche. Sono difficilissime. Però deve essere un fisso, cioè lì deve essere all'arrembaggio. Se fosse così sarei miliardario, perché mi giocherei tutte le scommesse possibili. Se fosse così facile, giocheresti no? sempre sull'Imolese, su che fa gol. No, a parte gli scherzi, questa giornata qua ti ha fatto vedere che ci sono dei risultati che non ti aspetti. A Sasso Marconi, che vinca il Sasso Marconi, nessuno l'avrebbe mai detto. L'unico risultato che forse ti potevi immaginare è quello del Rimini Forlì Rimini. Però la prossima Rimini Sasso Marconi. Poteva eventualmente Sasso Marconi tenere qualche gol anche per la prossima. Credo che il nostro amico che gioca là ci darà una mano, dai, a Sasso Marconi. Infatti c'è Correggese-Forlì, con la Correggese che sta uscendo dalla crisi, Triestina-San Maurese, Aquila-Montevarchi-San Giovanese, bella partita per vedere chi sta meglio delle due, Rimini-Sasso Marconi, Pianese-Tuttocuoio e Romagna Centro-Vigor Carpaneto, oltre a San Sepolcro-Villa Biagio. Potrebbe essere un'altra domenica interessante. Potrebbe, ce l'auguriamo logicamente. Adesso non dipende solo da noi, dipende anche da quello che fanno le altre. Però l'importante è recuperare la seconda piazza, l'importante è creare pressione al Rimini
L'importante è vincere da Imolese e quando recupereremo tutti gli effettivi, perché lui dice sto bene, ma non è ancora al 100%, dopo un mesetto logicamente sta meglio della settimana passata, la prossima starà ancora meglio, Titone più o meno la stessa cosa, adesso hanno fatto scampoli di partita, non hanno ancora fatto la partita intera, però quando avremo il miglior capitano, Titone al meglio, Belcastro che secondo me dietro questi due può fare, tra un mese. può fare quello che vuole, tra un mese se riusciamo a rimanere lì, se riusciamo soprattutto a guadagnare qualche punticino, tra un mese vedremo la vera Imolese e a quel punto, come ho sempre detto, se l'Imola gioca da Imola non ce n'è per nessuno. Ma è più facile che rallenti il Rimini o acceleri un po' l'Imolese? L'Imolese può e deve soltanto accelerare, cioè è nelle corde dell'Imolese accelerare, anche perché sono stati fuori dei giocatori troppo importanti, non abbiamo avuto assenze, un uomo, due uomini, tre uomini, ma intercambiabili. È stato fuori tutto l'attacco e abbiamo giocato senza attacco. Diverse settimane, Gustavo, che io sottolineo, però tu prima hai ricordato come il Tuttocuoio ha un'ottima difesa, una delle 4-5 migliori del campionato. Voi avete preso troppi gol però, a prescindere da è stato fuori l'attacco. C'è qualcosa che non ha funzionato anche in difesa? Cioè no, li prendi e li fai. Cioè, si vinceva 5-2 e 5-3 nel momento in cui c'erano loro. Ne prendevamo tanti, ma si vinceva anche con largo margine. Sì, non credo sia un problema della difesa o dell'attacco, ecco. La cosa importante è recuperare le persone adesso che abbiamo recuperato, cioè il mister non si è mai trovato nella difficoltà, chiamiamola, di lasciare dei giocatori fuori in questo campionato qua, ha sempre dovuto fare le formazioni con quello che aveva a disposizione, sì, non ha avuto mai una scelta di dire vabbè dai lascio Ferretti fuori per far giocare un altro o lascio fuori un altro per far giocare Ferretti. Cioè, per una squadra che vuole vincere il campionato credo che sia importantissimo questa cosa qua. Ti faccio una domanda antipatica che abbiamo sottolineato più che altro Gigi, che sa l'ambiente, in una delle altre puntate. Non è che è troppo buono Massimo Gadda nei vostri confronti, forse vi serviva una scossa, una puntura di adrenalina, un mezzo, non dico ritiro, punitivo quando le cose andavano male. Forse sì. Forse sì. Gadda è uno dei migliori allenatori che ho avuto nella mia carriera e ne ho avuto tanti. Per me è uno dei migliori, senza ombra di dubbio. Abbiamo tutto, abbiamo il miglior allenatore, avremo il miglior attacco tra un mesetto, il Rimini se ci aspetta un po', dopo ci pensiamo noi a dargli le vedremo anche cosa fa, e io te lo dico da inizio campionato, non tanto il Fiorenzuolo o il Villa Biagio che hanno qualche freno, ma il Forlì che è lì il Forlì. Il Forlì è lì e da quando abbiamo cominciato a gufare per il Forlì ha cominciato a vincere, gufiamo per l'Imolese. Vabbè, ma il Forlì ha preso dei giocatori a dicembre, ha cambiato pure il direttore sportivo. Però l'abbiamo resuscitato noi. Sì, forse se ma abbiamo trovato una squadra nuova. Se quella partita non la perdi, il Forlì non fa l'infilata che ha fatto. Un'ultima cosa nel salutare Gustavo Ferretti e naturalmente Gigi che rimane per quello che riguarda la seconda parte, poi avremo una seconda parte particolarissima, molto interessante, una terza esplosiva. Volevo ricordare un appuntamento che si svolge mercoledì 31 gennaio alle 20 presso il centro Bacchilega organizzato dalla Rimolese Calcio, un incontro interessantissimo perché dice arbitri e allenatori comunicare per capirsi, non solo una quotidiana attività sul Manterroso, ma la ferma volontà di offrire importanti occasioni di aggiornamento e confronto. Al centro Bacchilega la sezione arbitri federale, l'AIA di Imola, incontrerà appunto gli allenatori per dialogare, sarà presente il presidente Luca Marzari, sapete che è un appuntamento interessante proprio anche non per parlare di VAR che è stato... Ecco, se inviti l'arbitro di Napoli-Bologna vengo anch'io così gli chiedo qualcosina. Ma per parlare di cose pratiche, di arbitri di queste categorie che non hanno la VAR a disposizione ma vogliono appunto dialogare con gli allenatori, con tutto lo staff, ed è questo lo spirito che ci deve essere. Sì. Grazie a Gustavo. Grazie a voi e approfitto per fare i complimenti all'Andrea Costa e a Patrizio Prato che
fatto gran partite due ieri, Patricio. capitani di una stessa nazione È vero, e di una è vero. stessa città, vero? Beh. Dai, sono contento per lui. Bene, grazie Gigi, rimane con noi, non andate via, tra poco. Seconda parte del dopo partita, ringrazio Gigi Ravaglia che ci saluta e che ha organizzato gli ospiti di questa seconda parte. Sono con noi il gruppo dei Tigers Den di Imola, giusto Michael? Esatto. E seguono una disciplina che adesso ci spiegheranno, che è il Krav Maga. Esatto. Ho detto due cose giuste, posso fermarmi anche qui. Saluto allora Michael Grillini, Fabio Foschini Salve. e Alex Labindi. Michael è l'istruttore, gli altri due sono Esatto, allievi, giusto? Di questa disciplina assolutamente particolare. Dove nasce? Che cos'è? Allora, il Krav Maga è un sistema di combattimento di origine israeliana, nasce alla metà del XX secolo per la necessità che aveva lo Stato israeliano appunto di formare il neonato esercito. L'ufficiale dell'esercito Imi Lichtenfeld decodifica, grazie alle sue esperienze, prima di tutto come lottatore professionista, poi nelle esperienze su campo che ha dovuto sopportare nei ghetti ungheresi durante l'occupazione nazista, appunto mescola questo tipo di esperienze per creare una disciplina, un sistema di rapido apprendimento e di reale efficacia da poter insegnare all'esercito. Passando poi dall'esercito alle squadre segrete, alle squadre speciali, Mossad la più famosa, per poi arrivare a sbarcare anche internazionalmente nella SWAT, nelle nostre squadre speciali. Una disciplina di combattimento, di autodifesa o anche d'attacco? Nasce prima di tutto come attacco, nel senso l'esercito doveva imparare a distruggere il proprio nemico. Passa dal lato poliziesco, dal lato delle forze dell'ordine, quindi come per sedare e arrestare quelli che sono i delinquenti o quello che devono affrontare, finisce per i civili, negli anni 80 viene tolto il segreto militare e finisce per i civili proprio solo ed esclusivamente come autodifesa, non perdendo però quelli che sono i suoi punti di forza, i suoi punti chiave, quindi l'istintività, la velocità d'apprendimento e l'efficacia, diventando così la quintessenza dell'autodifesa. Tanto vediamo proprio delle scene, delle immagini. Ma Alex, come ci si avvicina a una disciplina così, anche, poi lo chiederò, pericolosa? Ma, io veramente non lo so, io semplicemente ho avuto questa idea qui, sapevo di un amico che praticava il Krav Maga e quindi ho detto proviamo, sono andato a vedere e la cosa mi è piaciuta, Michael Grillini mi è piaciuto come insegnava, cosa faceva e ho voluto provare. Fabio, ci si fa male? No, assolutamente Come no. no? Qua vedo No. dei calci, dei pugni. No, diciamo che le tecniche vengono comunque provate e riprovate, ma ci sono comunque le adeguate sicurezze, nel senso che utilizziamo comunque dei guantoni, tante anche altre cose, caschi, si possono usare tante cose comunque per non farsi male, per proteggersi, diciamo così. Michael, ma cosa differenzia quindi questa disciplina dal combattimento puro o dall'arte marziale? Da un occhio inesperto sembrano più o meno la stessa cosa. Entrando nella disciplina capisci che sono tre cose completamente differenti. Lo sport da combattimento ha in sé un intento completamente differente dal Krav Maga, anche se è molto simile perché si va a colpire a contatto, quindi a contatto fisico diretto con quello che hai di fronte, è l'intento, lo scopo. Lo sport da combattimento punta a vincere contro il proprio avversario, sottolineo la parola avversario perché invece il Krav Maga punta a sopravvivere dal proprio aggressore. Sport da combattimento ti trovi sul ring, quindi un ambiente delimitato, con di fronte un agonista come te, che ha il tuo stesso peso, il tuo stesso sesso, la tua stessa preparazione, lo stesso equipaggiamento, quindi ha guantoni, paratibie, caschetti del caso, ha lo stesso background, c'è un arbitro che delimita, che sancisce l'inizio e la fine dello scontro, ho un regolamento e dei colpi che non posso usare e sempre l'arbitro decreta la mia vittoria per KO, per svenimento, per appunti.
Il Krav Maga invece è tutto il contrario, io mi trovo in qualsiasi ambiente, mi posso trovare in qualsiasi ambiente a dover usare quello che so fare, può essere un bus, può essere per strada, in discoteca, persino in casa mia, in casi di violenza familiare e simili. E solitamente il mio aggressore avrà molti punti a favore confronto a me, ci sarà un peso completamente diverso, spesso anche un sesso diverso, vediamo non so. qualche esempio. Beh, lei si difende bene, ha dato un bel calcio in quel posto, no? Sì. Una ginocchiata, è una mossa tipica? È lo status symbol, ogni volta che dici pratico Krav Maga la cosa è oppure quando parli di autodifesa, tiro una ginocchiata nei genitali. Fondamentalmente è giusto come concetto perché, come dicevamo, la differenza sarà tanta, un aggressore arriverà su di me con la convinzione di vincere. Io non posso permettermi di pensare che una ragazzina di 50 kg aggredita da un folle di 90 kg possa anche solamente aprirsi la porta per poter scappare con un pugno in una faccia o un calcio negli addominali. Sono punti in cui serve tanta forza per essere efficaci. Punti invece sensibili e non allenabili come gola, occhi, testicoli, in più magari non colpiti con la mano nuda ma con un oggetto che ho sempre in mano, ognuno va sempre in giro col cellulare, diventano veramente tanto efficaci e quindi aprono questa possibilità anche solo di poter scappare, appunto di sopravvivere. Una frase che ironicamente diceva Emil Lichtenfeld, il fondatore, era: un calcio di un bambino sarà sempre più forte dei testicoli di Muhammad Ali, esempio. Esatto, come concetto. Che è un esempio che calza. Allora tornerei da Fabio Foschini. Prima ho chiesto ad Alex come si è avvicinato, così per curiosità, nel tuo caso? Ma anche io, tra amici, abbiamo visto una loro manifestazione un mercoledì sera in piazza Imola, mi è piaciuta, abbiamo provato, io sono stato subito molto attirato perché è molto particolare, nel senso che sì, non c'è comunque contatto, diciamo che è una cosa che è naturale. È quasi un lavoro da guardia del corpo. Sì, diciamo che sono tutte mosse, comunque anche per l'apprendimento, è un apprendimento molto veloce, ci vuole poco tempo ad impararlo ed è subito efficace. Ma diciamo che... Prima abbiamo detto non ci si fa male, se convieni, Alex. Sì. Microfono. Si tratta, convengo con queste cose qui e praticamente si tratta semplicemente di sapersi allenare nel modo giusto. E con l'insegnamento giusto si arriva a praticare delle tecniche molto, molto efficaci, ma nella pratica non ci si fa male. Michael, movimenti tecnici, ma c'è anche una base, diciamo, di preparazione psicologica, come funziona? Perché penso anche alle arti marziali, no? Che sono sta nella testa. Il Krav Maga si discosta dalle arti marziali non a livello quanto tecnico, appunto filosofico. L'arte marziale nasce dallo stesso principio, cioè da un ambiente marziale, appunto, quindi un ambiente di guerra, magari migliaia di anni fa. Sì. Con il tempo questa necessità di dover attaccare, difendere, sconfiggere il proprio nemico è andata a diventare più blanda e quindi ha iniziato a mescolarsi con quello che era la cultura e la filosofia di quei posti orientali. La testa c'è tanto nel Krav Maga, non per, mi dispiace dirlo, il rispetto del proprio nemico, ma tutto il contrario. Quello che serve tanto nel Krav Maga è la tenacia, è lì la testa che lavora, la tenacia, l'esplosività, il cuore che ci metti in quello che fai, lì serve quel tipo di testa. Staccare completamente il tuo pensiero e far agire il corpo con quello che hai imparato. Come diceva Fabio, appunto, le tecniche sono completamente istintive, sono movimenti che normalmente fai. Esempio, la parata più classica è come quando ti arriva un pallone, la prima cosa che fai non ti muovi, non scarti, ma butti avanti le mani. Quello che facciamo noi è modificare questo tuo istinto di buttare avanti le mani in qualcosa di più efficace, piuttosto che le mani, gli avambracci. È lì che sta la testa, nel non usarla, aver fatto tante volte questi movimenti già naturalmente e poi in allenamento per portarli esplosivi quando poi ti dovranno servire. E la cosa che avrete notato, Alex non è seduto nella sedia ma è seduto in una carrozzella perché avete voluto portare oggi
come lui come testimone, che è adattabile a tutta questa disciplina, giusto? Sì, Dall'esile ragazza di 50 kg a chi magari non ha la capacità di muovere le gambe. esatto. Il Krav Maga, appunto, per le sue basi, quindi l'istintività, l'esplosività, la facilità in cui si può apprendere e quindi la sua grande adattabilità, è praticabile da tutti. Chiaro che salendo poi con gli scopi, quindi se si parla di militari, è chiaro che la preparazione fisica e le qualità fisiche sono importanti, ma per quello che si parla dell'autodifesa, chiunque può sapersi difendere con il Krav Maga. Alex mi si presentò circa un anno fa in palestra, come diceva prima, per una sua amica. Mi disse: guarda, volevo vedere, vieni a vedere in classe, l'abbiamo portato su, e era lì. A me non piace vedere le persone che stanno ferme in classe da me, allora gli ho messo davanti un colpitore. Fai quello che riesci a fare. Alla fine ci siamo trovati a fine lezione che colpiva, strappava e faceva quello che riusciva a far tutti. Nel giro di un anno, insieme, un po' quello che mi diceva lui, un po' le sue impressioni, un po' le prove che abbiamo fatto, le cadute anche in palestra, in più provando io stesso in prima persona su una sedia a rotelle, legandomi gli addominali, varie tecniche, abbiamo adattato appunto quello che è il programma classico di Krav Maga, inventandone, se così si può dire, strategie e tecniche per poterle adattare in qualsiasi situazione, anche a quelle in quella in cui si trova Alex. Ci hanno visto a lavorare un mercoledì in centro una dottoressa dell'istituto di Montecatone, e alla fine è già da 3 mesi circa, e abbiamo riconfermato anche già per quest'anno, facciamo terapia occupazionale agli ospiti di Montecatone una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, e proponiamo appunto questo tipo di disciplina. Abbiamo scoperto che più che l'autodifesa in sé per i ragazzi in carrozzina, i ragazzi disabili, è più che un'autodifesa, è un saper gestire il proprio spazio, le folle, esempio, quando non vieni visto, non vieni ascoltato, quindi sapersi anche magari difendere, fra virgolette, dalle persone che vogliono aiutarti anche se tu non hai bisogno di questo tipo di aiuto, perché pensano che tu ne abbia bisogno, mentre invece non riesci a fare ci siano stati dei passi avanti importanti. Sì, io sono contentissimo di questa cosa qui e sono molto orgoglioso di questa mia avventura e ne trovo molto giovamento, nel senso ho una consapevolezza delle mie possibilità molto più grande, e per questo motivo qui secondo me è molto interessante questa cosa di Krav Maga on Wheel. Bene, io vi ringrazio Fabio Foschini per questa testimonianza, come naturalmente Alex Dabindi e Michael Grillini, che è il responsabile, sì, perché voi avete anche un'area dove fate allenamento, dove vi incontrate, vuoi ricordarlo? Sì, a Imola? Siamo all'area 111 a Imola, in via Togliatti 21, di fianco alla nuova pasticceria La Rocca. Ci alleniamo il martedì e il giovedì. E con dopo gli allenamento allievi. andate di fianco? No, è perché è chiuso, ci tocca andare al McDonald's. Infatti, condizione fisica è McDonald's. Non dobbiamo fare pubblicità, figuriamoci, mi è venuta la battuta, però tra l'altro siamo tutti in zona, perché la sede di DTV è proprio di a fianco, poche centinaia di metri, però mi è venuta la battuta. Ci sta, quindi non andate a recuperare energie. Quanto fate allenamento? Un paio d'ore? Facciamo 1 ora e mezza per gli allievi 2 volte a settimana, quindi il martedì dalle 9 alle 10 e mezza, il giovedì dalle 8 alle 9 e mezza. Facciamo 1 ora di allenamento per gli avanzati il mercoledì, e il mercoledì facciamo anche il pomeriggio dalle 16 alle 17:30. Oggi non è ancora una disciplina con tornei, è solo una disciplina di autodifesa. Per ora non sì. è che c'è l'Olimpiade o al massimo c'è la rappresentazione. Sì, mantiene ancora quello che è il concetto marziale, militare della disciplina. Non siete militari voi, non è che scopro che siete No, militari. noi no. Abbiamo... Però avete delle forze dell'ordine fra gli atleti, gli abbiamo allievi. forze dell'ordine, giustamente. carabinieri, poliziotti, abbiamo avuto dei militari che sono venuti da noi a imparare, chiedendoci a migliorare le loro condizioni. Sì. Poi io come istruttore, appunto, il percorso non finisce qui, e sto iniziando a studiare quello che è tutto quello che è l'ambiente, appunto,
ambienti delle forze dell'ordine, quindi come dicevamo prima il sedare e arrestare nel caso delinquenti, folli. Poi immagino legato a tutto questo mondo c'è la Guardia del Corpo, come dicevamo prima, tutto il settore della sicurezza. Chiaro, è stata una rivoluzione enorme avere piuttosto che il classico picchiatore come figura da Guardia del Corpo o da buttafuori, avere un Kravis. Io spero sempre di non incontrarvi, o se vi devo incontrare è perché ho bisogno della vostra mano. Dalla parte buona. Ragazzi, grazie di essere stati con noi. Noi continuiamo tra poco con la pallacanestro e la strepitosa vittoria dell'Andrea Costa contro la capolista Trieste. Non andate via. Torna ospite al dopo partita, ce l'aveva promesso e porta bene. Piero Petrini, porta bene perché vieni sempre dopo delle grandi vittorie. Se è vero, innanzitutto buonasera. E poi avete visto Lorenzo Dalmonte e Andrea Costa, assistant coach, si dice così? Si dice così. Ti piace il termine? Va bene, grande vittoria. Grandissima. Mamma mia, andiamo a vedere i risultati con la grafica, perché la capolista Trieste è caduta a Imola alla Ruggi 77-74, non cambia fondamentalmente nulla per nessuna delle due, però all'Andrea Costa matura tante convinzioni, poi ne parleremo. Andrea Costa Imola, pallacanestro Trieste 77-74, Treviso Iesi 74-72, Verona Bergamo 67-65, ecco il tabellone in grafica. Poi abbiamo Montegranaro Piacenza 67-56, Roseto batte Orzinuovi 85-69, Ravenna batte Udine 82-59, Mantova batte Forlì 80-74 e Bologna batte Ferrara 83-66. In base a questi risultati la nuova classifica del campionato di A2 maschile di pallacanestro vede Trieste ancora capolista a 28, ma si avvicinano sia Montegranaro che Bologna. 26 e 24 c'è Ravenna, 22 Udine, Verona e Mantova, quindi grandissimo equilibrio. L'ottava in questo momento è Treviso a quota 20, la nona solitaria è l'Andrea Costa Imola quota 18, scendendo grande equilibrio, attenzione, Ferrara Iesi 16, Piacenza e Forlì 14, e poi sono ancora vive, perché lo vediamo anche dai risultati, a volte sconfitte ma a volte vittorie, a volte solo di 2 punti, sono ancora vive Orzinuovi, Bergamo e Roseto, la prima a 8, le ultime due che ho citato a quota 6. Prima di sentire il commento di Petrini voglio tornare con Lorenzo Dalmonte. È stata la partita perfetta, la partita giusta che arrivava dopo la rabbia di Ferrara? Sicuramente dopo la sconfitta a Ferrara un po' di rabbia c'era, un po' di rammarico c'era, però siamo riusciti a convertire il rammarico in energia positiva per affrontare la partita con Trieste. Abbiamo fatto una buona partita, non perfetta, perché arrivare alla perfezione chiaramente è difficile, soprattutto contro squadre del calibro di Trieste, però siamo stati bravi perché nei momenti di difficoltà siamo stati uniti, compatti e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Piero, il tuo commento su questa vittoria di Imola contro Trieste, dopo appunto dicevo la caduta di Ferrara, dopo il derby straordinario vinto contro Forlì? Cioè, siamo andati avanti, io per primo a dire che questa squadra vinceva solo con quelle dietro di lei, anche se ci furono le sconfitte con Fortitudo e Mantova all'ultimo secondo che potevano far intuire qualcosa. Cavina lo aveva detto e puntualmente dopo sono arrivate Udine, Treviso, Udine e ora questa vittoria con Trieste che è la ciliegina sulla torta. Cioè, secondo me, io ne avevo parlato anche la scorsa settimana con Dalmassoni, il coach di Trieste, cioè Trieste si è visto ieri, fuori dalla panchina vengono Bauer, Sbaldasso, cioè c'ha un organico, ha 11 giocatori, ieri Coronica è rimasto a Trieste, Serie A. È un organico per puntare a vincere la Serie A e si vedeva dagli uomini. Secondo me la gran bravura dell'Andrea Costa ieri è stata quella di rimanere in partita, perché al massimo è andata a 10 punti, quando loro, fra l'altro con un canestro anche da metà campo alla fine del secondo quarto, prestazioni
quelle di Fernandez innanzitutto, poi dei due americani importanti. La bravura è stata rimanere lì e secondo me, gliel'ho confermato in sala stampa dopo ad Almasson, che aveva avuto ragione lui, che mi dice bisogna non tenere l'Andrea Costa in partita perché poi dopo il Ruggi si esalta e diventa pericoloso. Così è successo. Ha azzeccato tutto. Il Ruggi ha fatto l'uomo in più. In più l'uomo l'ha fatto l'Andrea Costa da sola, col terzo quarto di Bell, con le prestazioni finali di una squadra, perché alla fine è stato perfino Wilson, che ieri è stata la partita forse eccezionale, Wilson che arriva a un certo punto di partita con 0 rimbalzi, lui che è il miglior rimbalzista, però la bomba della partita l'ha fatta lui, che forse ieri era in ombra. Cioè, questo per dire che nella vittoria hanno proprio davvero inciso tutti. Questo commento di Petrini un po' è venuto fuori, io l'abbiamo vista fianco a fianco la partita del derby al Palacattani, ma anche nella sua partecipazione qui, dopo appunto la gara contro Forlì. Imola è una squadra, quando c'è bisogno, come a Faenza, che c'era bisogno di Bell, a un certo punto Petrini mi diceva è ora che Bell venga fuori, ha incominciato ad anellare canestri ed è venuta fuori la squadra. Cioè al momento giusto viene l'uomo giusto, Wilson, Bell, senza considerare Alviti, Penna, Maggioli. Beh, questa è una cosa su cui noi lavoriamo tutta la settimana, non vogliamo, no, forse è sbagliato dire così, però non ci interessa se c'è sempre un protagonista, sempre lo stesso protagonista, noi vogliamo che il protagonista sia la squadra, sia, cioè il noi deve venire prima di ogni cosa e ieri in alcuni frangenti l'abbiamo fatto vedere, ne abbiamo appena parlato, quindi non ci piace pensare a un singolo o non ci piace andare da un singolo sempre. Ecco, noi giochiamo per, entro nel tecnico, creare sempre il miglior tiro possibile, però facendolo di squadra. Ecco. E con la rotazione giusta anche? Ci vorrebbe qualcuno in più l'11° in panchina? No? No. Va bene così? Va bene così, per ora va benissimo. No, è che la settimana scorsa sono venuti 3 ragazzi, ha fatto 2 minuti solo Massimiliano Cai, Turrini e Rossi sì. Non hanno ancora visto il campo quasi per niente, vuol dire che? Cosa vuol dire? No, allora adesso diamogli tempo? Diamogli tempo, sicuramente loro in questo momento per noi sono oro, perché ci garantiscono in allenamento durante il lavoro settimanale, quotidiano, ci garantiscono comunque di fare un certo tipo di lavoro, di pensare, chiaramente essendo in 12, in 13 è diverso che essere in 9, in 10, in 11, quindi loro 3, ma come anche Thomas Wilshire che non l'abbiamo citato, che non è venuto, sono ragazzi che ci danno una mano e noi vogliamo tenerci stretto e sicuramente ringraziamo. Ecco. Piero, prima di entrare in studio hai detto va bene il 9° posto per Andrea Costa, bisogna ancora guardarsi da quelle che sono dietro. Cioè adesso neanche più Cavina, neanche lo staff, lui che il vice, hanno più il coraggio di parlare di salvezza. Credo che, difatti Cavina continua a dire adesso per me la prossima partita è martedì, il primo allenamento, e anche Lorenzo lo può confermare, però Andrea Costa ha 10 punti di vantaggio sulla terzultima, che anche se danno segni di vitalità, una deve venire, tutte e 2 delle ultime 3 vengono a Imola. Qui lo dicevo con lui, c'è il rischio che dopo la partita con Roseto, se l'Andrea Costa, indipendentemente dal derby di domenica con Ravenna, che vincere anche quello vorrebbe dire mettersi sotto un'altra squadra di quelle che stanno davanti in classifica, e sarebbe soprattutto un bel successo in un derby, ma dopo quelle 2 partite lì probabilmente non si parlerà più di salvezza, quasi a livello matematico, vista la media. Purtroppo però, lo dicevo anche prima, davanti ci sono squadre molto forti che in una partita si battono, ma alla fine delle 30 giornate Andrea Costa adesso sta marciando a media 0, cioè vittorie in casa e vittorie fuori, sconfitte in casa è pari, ne ha perse 2 in casa e ne ha vinte 2 fuori. Se continua con sta media, che sarebbe secondo me
ottima, finisce a 30, forse il playoff a 30 punti non c'è. A questa squadra obiettivamente bisogna ricordarsi di quello che si diceva quest'estate. Qui io ho fatto il raffronto oggi, c'è un playmaker in quintetto che ieri non ha magari fatto una gran partita, ma è uno che l'altro anno giocava 5 minuti alla Virtus Bologna a partita, poi è arrivato il playoff, hanno preso Stefano Gentile e lui l'hanno messo seduto e non giocava più. Alviti giocava tanto a Tortona con Cavina. Quest'anno gioca molto di più, tutti è così, perché anche lo stesso Gasparin che giocava a Domegna giocava in B. Il salto è grande, lo si vede da Bergamo e Orzinuovi che il salto è grande. Cioè questa qui è una squadra che è stata costruita per salvarsi. Probabilmente dopo le prime puntate del campionato si è capito che c'era di peggio nettamente. Io lo capivo a Orzinuovi che l'Andrea Costa ne aveva perché io guardavo solo le 3 peggiori. Dopo Roseto, Orzinuovi e Bergamo abbiamo capito che non aveva niente che spartire. Però secondo me Andrea Costa non ha niente, nell'arco di un campionato c'ha Treviso davanti, Treviso ha preso l'americano Isaiah Swan sta settimana, sono squadre più forti. Per me se Andrea Costa arrivasse ottava ci può arrivare perché qualcuna di quelle davanti crolla. Prima di andare ad analizzare quello che ha detto Petrini con Lorenzo Dal Monte e anche guardare il prossimo turno, vorrei entrare nel vivo. Poi la partita la vedete al termine della trasmissione, no? Alle 22 va in onda tutti i lunedì sera, però credo che Gigi Ravaglia ci abbia riservato una breve intervista con Patrizio Prato a fine gara, quindi il capitano dell'Andrea Costa. Non lo vediamo, ma sentiamo il pubblico. Capitano, vi vogliamo così. Anche noi ci vogliamo così. È stata una vittoria importante sofferta contro la prima della classe, per cui niente, parla bene della nostra tempra, della nostra forza. Dobbiamo continuare ad avere un fortino qua al Palaruggi e niente, penso che il passo avanti è stato soprattutto la difesa del secondo tempo, che è stata fondamentale per questa vittoria. Ci avevano segnati, mi sembra, 45-46, mi sembra che il secondo tempo li abbiamo tenuti sotto i 30, è una bella cosa. Grande difesa, poi ultimo quarto da incorniciare. Sì, niente, adesso ti dico la verità, sono molto contento, non capisco molto neanche come è andata, però penso che la squadra, nonostante qualche momento di difficoltà, ha lottato ed è quello che ci aveva chiesto il nostro allenatore, per cui insomma andiamo avanti. Battere la capolista dà stimoli, dà morale. Certo, assolutamente. Grazie a te. Vi vogliamo così, era naturalmente il pubblico e Gigi lo richiamava. Mi chiedo, in base a quello che ha detto anche Piero, c'è il rischio di perdere... Vorrei solo far notare, perché l'ho scoperto oggi, 74 punti di Trieste sono il minimo della stagione della capolista. Esatto. Difesa, infatti. C'è il rischio di perdere, se vinci una gara di troppo, le motivazioni dopo? No, non deve... No, però Piero ha detto ci si salva anche prima, probabilmente. Ma no, a parte che noi abbiamo allenamento martedì. Noi ci alleniamo martedì, no? Sì, domani. Oggi è lunedì, esatto. Sempre lunedì. Ci alleniamo martedì. Okay. No, dai, a parte gli scherzi, che non sono scherzi, risentendo le parole di Pat, il capitano ha sottolineato una cosa importante: i 29 punti concessi a Trieste nel secondo tempo sono state la chiave. Siamo molto contenti di questo. Nel primo tempo siamo stati bravi a livello offensivo a stare nella partita. Abbiamo avuto qualche pecca a livello difensivo, abbiamo capito dove dovevamo, nel secondo tempo, cosa dovevamo far meglio a livello difensivo, l'abbiamo fatto. Non nascondo che giocare a Palaruggi è ovviamente molto bello, il clima è intenso e ci dà, soprattutto ai ragazzi, ci dà una spinta diversa. Adesso focus su Ravenna e capitolo Trieste chiuso. Ma volevo chiedere una cosa, è vero che hanno tremato i vetri dello spogliatoio nell'intervallo? C'è uno che mi ha raccontato che nell'intervallo... Ma del nostro? Del vostro? No. C'è chi mi ha detto che l'allenatore si è fatto sentire molto nell'intervallo. No, abbiamo detto, secondo me...
all'intervallo... Che non era soddisfatto di certe cose del primo tempo. Beh, allora, quando rientri negli spogliatoi, leggi il tabellone e leggi 45 punti, è ovvio che non puoi essere contento, partendo dal presupposto che, ma penso anche il coach, l'ultimo canestro da metà campo noi in diretta non l'abbiamo neanche visto perché abbiamo tolto lo sguardo dal campo un attimo e siamo andati diretti nel tunnel, però a parte questa cosa qui, prima di entrare negli spogliatoi ci siamo confrontati, il coach ha secondo me toccato i punti chiave, ma no, non è tremato niente. No. Il prossimo turno arriva a Ravenna al Palaruggi, Sì. intanto deve essere pieno perché per un derby, voi dite sempre il Palaruggi, ma magari si riempiva anche il Palacattani, no? Così accendiamo un po' di fuoco alle vecchie polemiche del derby contro Forlì. Ai tempi dissi che volevo star fuori da questa cosa qui, nel senso, da questa scelta qui di giocare a Faenza. Adesso teniamoci stretto il Ruggi. Domenica chiaramente speriamo che sia pieno ancora di più rispetto che la scorsa domenica. Arriva Ravenna che è un'altra corazzata. Io quando parlo di motivazione dico adesso con Ravenna bisogna continuare la striscia, non lasciarsi rallegrare troppo dalla vittoria con Trieste e vincere. Se si vince gli obiettivi cambieranno pure. Se si vince... Se no si rischia di rimanere senza obiettivi da qui a fine stagione. Ci si salva troppo presto. L'obiettivo, questa qui è una squadra che secondo me nasce... Per allenarsi martedì. Sì, ma è un obiettivo quello di allenarsi martedì che si è conquistata, perché mi ricordo che l'altro anno e lui c'era a due giornate dalla fine, cioè alla fine del terzo quarto con Forlì, l'Andrea Costa, e lo ha ammesso lo stesso domenicale, aveva un piede in B, perché si è visto poi come è andato in play-out, se l'Andrea Costa andava a un quarto dalla fine era in quella situazione lì. Trovarsi magari alla quarta, quinta, sesta di ritorno già salvi, capitò anche al primo anno della squadra di Ticchi, mi ricordo, certo. Poi dopo mollò, ma quella era una squadra diversa da questa. Prossimo turno l'abbiamo già sentito, Udine, Roseto, Piacenza, Iesi, Orzinuovi, Bologna, Andrea Costa Imola al Palaruggi contro Ravenna, domenica alle ore 18, Verona, Montegranaro, Trieste, Bergamo, Ferrara, Mantova, Forlì, Treviso. Poi c'è anche il turno infrasettimanale, esatto. Quindi si va a Iesi, quindi sono poi 3 partite, una dietro l'altra, abbastanza complicate, che possono decidere qualcosa di differente. Io chiedo sempre, i 2-3 ragazzini, quindi Prato, Bell e Maggioli principalmente, tengono fino alla fine stagione questi ritmi, perché stanno bene. Beh, stanno bene perché è frutto di un lavoro quotidiano che insieme al preparatore fisico Marco Sabatani si cerca di valutare al meglio quello che dobbiamo fargli fare, quello che i ragazzi devono fare. Loro, ma perché l'esperienza che hanno una cura maniacale del loro corpo e del loro lavoro, non ci possiamo lamentare assolutamente. Secondo te, Piero, è una bella sorpresa anche le condizioni fisiche di loro tre? Sì, forse, cioè io devo essere onesto, una settimana fa con Cavino parlavo, probabilmente per quello che ci avevano abituato sia Maggioli che Prato, certo. Quest'anno stavano rendendo, anche l'inizio di Bella aveva destato qualche preoccupazione, però evidentemente ci voleva del tempo. È ovvio che quando hai 40-38 anni, cioè, può anche capitarti, poi hanno avuto anche dei problemi fisici, però questa squadra qui ormai è funzionale. Secondo me si avvertiva magari un problema nelle giornate di minor vena, soprattutto di Maggioli, perché dietro di lui faticava all'inizio Simioni a venire fuori. Adesso che Simioni dà qualche certezza in più, tu vedi che alla fine Maggioli può giocare meglio il resto di partita, quando invece a Mantova con Wilson fuori e Simioni totalmente inadeguato, Maggioli finì la partita male, spompato. Cioè, questa squadra qui passava dalla crescita dei giovani e più della conferma dei più anziani. E Andrea Costa fa questi risultati perché Alviti, perché Penna, perché adesso in minima parte, in buona parte anche Simioni,
danno il loro contributo, ma anche perché adesso Bell gioca d'americano, perché le ultime partite di Bell, quando Bell gioca poco bene come a Ferrara, perdi. Siamo in chiusura, lui non me lo dice, quindi me lo devi dire te, Piero. 3 partite, dicevo, no? Abbiamo Ravenna, Iesi, poi l'Andrea Costa torna a casa l'11 con Orzinuovi. Quanto può fare da queste 3 partite? 6 punti? O addirittura? 6 punti sarebbe... Allora, ecco, con 6 punti allora si può parlare di playoff, ma Iesi ci hanno vinto loro solo l'anno di Ticchi, ultimamente l'anno di Ticchi, il secondo anno che l'Andrea Costa andò ai playoff. Adesso Ravenna è forte, ce ne ha di giocatori, ne ha tanti forti. Poi l'Andrea Costa, che ha vinto mi sembra la prima volta solo l'altro anno, non ha un gran bello score, credo abbia vinto una partita su 5 fino adesso, nelle ultime con Ravenna. Con Orzinuovi, che sarà una squadra completamente diversa da quella dell'andata, perché ha cambiato tutti i giocatori più importanti. Secondo me anche con 4 va bene, mantenere la media 0 sarebbe ancora pari, sarebbe ancora buona. Lo scriviamo, Lorenzo mi scrive. Lui ci metterebbe la firma. Vabbè che lui guarda martedì. Cosa firmi? Cosa mi firmi? Che martedì all'allenamento domani stiano tutti bene. Perfetto. Allora la finiamo qui, non mi ha firmato nulla, forse vuole qualcosa di più dei 4 punti. E ne parliamo dopo il derby lunedì prossimo. Grazie tantissimo a Piero Petrini, spero di rivederti tra 2 o 3 settimane. E a Lorenzo Del Monte per l'Andrea Costa. Buona serata a tutti.